secondo scontro, io stesso, a difesa del mio Signore, evoco col potere del fuoco lo spirito della bella amata, per fermare ancora una volta la fratricida lotta. Ucciso il fratello, il Signore del Fuoco, vincente, si riappropria del suo trono, ordinando che i popoli e i due regni si riuniscano per sempre. Ma la sorpresa fu di tutti quando lo spirito della bella ricomparve e
chinatasi sul feretro del morente signore del ghiaccio, gli donò la luce, rapendolo con lei nel vento. Oramai questo racconto è finito. A voi, madonne e messeri, lascio la decisione in cuor vostro di chi sia lo vinto o chi sia lo vincitore, o lo vincitore o lo vinto. Ma una cosa so di cuor mio, che ogni guerra, ogni battaglia non ha trovato, né troverà mai ragione di esistere.